Amici di Veneto Globe, gentili ascoltatori di Radio Conegliano, buongiorno e ben ritrovati in un nostro nuovo appuntamento dedicato agli speciali e alle nostre interviste. In questa puntata parleremo di agricoltura biodinamica, un argomento un po' particolare, se non fosse che a parlarcene quest'oggi abbiamo un ospite davvero gradito. Salutiamo Silvano Fiorotto. Buongiorno Silvano, grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Ecco, Silvano Fiorotto, un vero pioniere anche di questa materia, almeno per quanto riguarda la nostra marca trevigiana. Silvano, è così? Sì, è nata un'esperienza per caso, se vuoi, no? Io avevo terra, no? Ho coltivato con la cooperativa di Godega Sant'Urbano, di agricoltori, ho costruito una serra che coltivavo pomodoro. Io sono partito con la tabella di marcia della scuola agraria di Colle Umberto, allora che c'era là, e prodotto chimico, tutto bene, una produzione bellissima. Però all'autunno, quando sono andato a sarchiare la terra è venuta su un po' bianca. Mi domandavo perché. Comunque io ho fatto il mio lavoro normale, ho messo dentro lo sterco di mucca, di animali dentro, e ho fatto tutti i lavori necessari, ho piantato il pomodoro ai primi di marzo, era aprile, e il pomodoro invece di diventare bello verde con tutto il concime e le danche che ho messo dentro erano ancora gialli. Per sbaglio mi trovavo a Casier di Treviso per una conferenza che io andavo in giro a fare conferenze su scuola-fabbrica. In attesa di arrivasse la gente parlavo col sindaco di Casier e gli ho detto la mia realtà. Gli dice: Silvano, guarda che domani sera c'è il dottor Beni di San Vito del Tagliamento che viene qua, parla di agricoltura biodinamica. Allora sono andato, ho fatto la verifica, ho parlato con lui, mi dice: Silvano, vengo a trovarti. Lui dopo 2 giorni è arrivato e mi ha portato su un prodotto che si chiama il corno silice. È un prodotto che li portava dalla Klagenfurt, dall'Austria. Cos'era? Il silice naturale messo in un corno di una fattrice e messo, non so come chi lo coltivi loro, mi l'ho messo all'aperto e le rimane là 6-7 mesi. E dice: questo qua, quanta acqua ti serve? 2 ettolitri, 2 cucchiaini di questo corno silice, metti dentro. E poi devi miscelarlo che fa il vortice l'acqua, no? Girando sempre nello stesso senso, l'acqua fa un vortice perché corre, no? E dice: ha una trazione cornica. Io di queste cose non sapevo niente. Ho fatto, mio papà ha riso moltissimo a vedere questo tipo di servizio. Ho irrorato i pomidori la domenica mattina. Benissimo, ho fatto il mio lavoro tranquillo, ho fatto la mia festa. Al lunedì vado a lavorare, stavo montando una nuova macchina della fonderia di Castello Romazzolo, che lavoravo alla Zoppas manutenzione, impianti. Vengo a casa a mezzogiorno perché sono a 2 passi. Quando arrivo a casa, mio papà mi dice: ciao, canta sacra nonna, dice, tu che i pomodori cambiato il colore. Sono andato a vedere, i pomodori stavano diventando verdi e sono diventati verdi. Ho capito la lezione e da quel giorno del 1974-73 nella mia terra non sono entrato più un grammo di sintesi. Ho fatto un esame una volta del radicchio coltivato così, è stato portato a Padova a fare l'analisi e aveva un 0,7% di ferro dentro, no? L'altro vede che aveva un 0,03%, mi hanno detto loro così, io comunque avevo un 0,7%. Tant'è vero che la gente che comprava il mio prodotto mi diceva: come mai che questo ha un gusto così sobrio? Non so come che sia la storia, no? Io lavoro così. E da quello spunto ho sempre continuato per tutto il tempo. Ecco, un argomento un po' particolare, quello dell'agricoltura biodinamica, ma grazie appunto alle parole semplici di Silvano Fiorotto riusciremo a capirne di più. Quali sono gli obiettivi dell'agricoltura biodinamica? Sono gli stessi che ci si
pone nell'agricoltura tradizionale, quindi mantenere la terra fertile, mantenere in buona salute le piante e accrescere la qualità dei prodotti. Però con l'agricoltura biodinamica ci si arriva prima e ci si arriva meglio, giusto? Ma direi che sotto il profilo di prima o dopo non cambia. Non cambia. Cambia solo la qualità del prodotto. Perché un esempio classico, no? La fosforite pura che arriva dal Marocco non si degrada nel terreno, rimane là fissa, dunque non serve che ogni anno dai una concimazione. È materiale normale, naturale, e dunque è un altro discorso. E non è prodotto di sintesi. La sintesi, il prodotto di sintesi inquina. E invece questo non inquina. Ed è opportuno anche a pensare a queste cose qua. Perché io con tutti, non sto a fare un esame di quello che succede intorno, ma con i pesticidi si inquina, ho visto i primi anni che irroravano i vigneti con l'elicottero e sparì le lepri e gli uccelli del territorio. C'è un motivo allora. Bene, l'agricoltura biodinamica rispetta anche dei riti, ha delle regole abbastanza precise, Silvano. Sì, bisogna rispettare le regole perché è il tempo, l'atmosfera che ti aiuta, e i tempi giusti, no? E ti aiutano benissimo. Su questa la difficoltà di mia moglie era questa, invece l'ha capito con le esperienze che ha fatto con i rapanelli e dice va bene, bisogna rispettare il calendario. Questi qua sono gli orari precisi di quando seminare o trapiantare le piante. Ecco, che cosa possiamo dire sull'analisi dell'energia vitale in merito all'agricoltura biodinamica? Ma direi prima sostanza è quella che non è prodotto inquinante nell'interno della pianta. E questo è positivo per l'organismo, no? E poi la frutta acquista maggiore valore. Per esempio, come dicevo, il discorso del radicchio, che il radicchio aveva il 0,7% di ferro, quello di sintesi non aveva le stesse caratteristiche. No? Perciò questo è anche il perché della pianta biodinamica è più giusto mangiare quella, arrivare a quella. Ecco, c'è chi pensa anche alle ricerche che sono evidentemente state, si è cercato di fare per cercare appunto l'efficacia dell'agricoltura biodinamica. Non ci sono però dei risultati così chiari. Ma credo che i risultati chiari non ci siano perché non si vuole portare avanti un discorso del genere. Perché è più facile, no? Andare dal consorzio ti dà tutto quello che ti serve, no? Invece il prodotto biodinamico bisogna che aspetti e lavori anche nei tempi stabiliti del calendario. È un po' più delicato, ha bisogno di più attenzione. Più attenzione, ma questo fa bene, l'attenzione fa bene anche al tuo organismo medesimo, perché è stabilito dei tempi e la vita ha dei tempi, non solo le cose, le piante. Ecco, è indubbio che quindi questa attività possa far nascere anche delle critiche. Quali sono le più comuni che vengono attribuite all'agricoltura biodinamica? Ma guarda, io ho avuto una critica una volta andando a fare un discorso a Pordenone per l'agricoltura biodinamica, no? È stato un signore, no? Bene visto che l'ombrico lavora 60 centimetri di letame, no? E degrada anche il cromo, portalo sul tagliamento, che si oglie i sassi del tagliamento, no? Era un discorso cretino questo, no? Era solo per criticare un certo tipo di operazione. Difatti la guerra che è stata fatta a quel periodo da parte della Feder Consorzi era in prima linea contro l'agricoltura biodinamica. Però in cui i risultati sono questi, che noi esportiamo miliardi di prodotto biodinamico nel mondo. Ecco, quindi è un'attività che sta comunque ricevendo delle attenzioni da parte di alcuni imprenditori. Sì. E hanno i vantaggi perché hanno una garanzia della qualità.
hanno la garanzia della qualità. Non è la mela grande o questo, è la sostanza del prodotto che vale. Qua è il punto. Oggi perché le mucche alimentate in una maniera e alimentate in un'altra maniera, in latte diverso e anche una carne diversa. Guardiamo il polli. Come un pollo che si muove tanto spazio così e va a mangiare tutto quello che gli dai, no? Non mangia naturale, il pollo va fuori, quelli sono a campo libero, mangiano quello che vogliono e hanno una carne, una sostanziura al doppio di quella del pollo di allevamento. Quali aziende che conosciamo nel territorio qui della Marca Trevigiana che si occupano di questa attività? Ma a Caneva, che sono i miei amici da Caneva, quelli che hanno fatto il corso nel mio periodo, no? Poi c'è una grossa azienda qui sopra Conegliano, a Bagnolo. Poi se avete visto per televisione, no? Quell'azienda vitivinicola, no? Di Valdobbiadene, trasmessa su Linea Verde, che lei ha fatto l'agricoltura biodinamica, sopra era un bosco, no? Hanno sradicato il bosco, hanno messo viti, no? E li trattano con chimica, no? E lei l'ha dimostrato che sono qua loro a 2 metri, fanno questi lavori, non rispettano quello che fa naturale, no? E c'era un conflitto nel merito, no? Comunque sono cose che possono capitare nella vita, nei conflitti, no? Ma bisogna sempre ragionare che ci sono delle aziende che lavorano bene, che si moltiplicano e i giovani della nuova agricoltura si dedicano esclusivamente all'agricoltura biodinamica. Benissimo, stavamo guardando il nostro orario, sempre poco il tempo che abbiamo a disposizione perché sta per scadere il tempo che avevamo a disposizione anche quest'oggi. Allora, grazie Silvano Fiorot che oggi con parole semplici è riuscito a tradurre termini tecnici che riguardano l'agricoltura biodinamica. Silvano Fiorot, ricordiamo, è anche presidente dell'associazione Renzo e Pia Fiorot, che proprio in questi giorni ha dato il via al nuovo corso, al 21° corso di formazione per volontari di accompagnamento presso le sedi di terapia ed assistenza domiciliare al malato oncologico. Silvano, prima di salutarci 2 parole anche su questo corso e sulla vostra attività, sempre un'attività rivolta a chi ha più bisogno. Ma queste qua le cose bellissime, perché vai nei vari territori. Quest'anno siamo a Mareno, il prossimo anno saremo nel quartiere del Piave, no? Faremo sempre un giro in tutti i territori per accogliere volontari, no? Per dare risposte nel territorio, no? Perché i bisogni ci sono, no? E mediamente noi ogni giorno fra assistenza domiciliare e trasporto delle persone sono 20-25 volontari che corrono per dare risposte ai bisogni delle famiglie. Corrono per quanto tempo nel giorno? Dipende se vanno anche a Bologna, vanno anche a Vano Terme, no? E stanno quel che stanno, il viaggio, e dopo fermare la terapia, il trasporto. Se no nelle famiglie un paio d'ore stanno là insieme, no? Ogni giorno. Ecco, il corso infatti di quest'anno si tiene presso la sala riunioni del Centro Sociale Mareno di Piave in piazza Municipio 42. Le lezioni si svolgeranno tutti i lunedì fino al 10 di aprile dalle 20:30 alle 22:30. Invitiamo gli amici interessati ad avere maggiori informazioni e rivolgersi alla vostra associazione, l'associazione Renzo e Pia Fiorotto. Ecco, c'è sempre qualcuno che risponde. Silvano, grazie a voi del tempo di essere stato con noi, grazie ai nostri amici che ci hanno seguito da casa e all'ascolto da Radio Conegliano. Noi vi aspettiamo nella nostra prossima puntata dove ritroveremo Silvano Fiorot ancora una volta, nostro ospite, con argomenti ancora interessanti. Sì.